condizioni di camminare. E perché? E andiamo a vedere qualche dato. Allora, e poi vediamo di interpretarlo subito. Quanto è il PIL per ogni cittadino sardo? Eccolo qua. Il PIL medio per ogni cittadino sardo è 19.700 euro. Questo è il PIL. Quanto di questo PIL viene speso per la burocrazia? Per la burocrazia che, guardate bene, costringe le imprese a perdere 8 giorni al mese per adempimenti fiscali, 120 adempimenti all'anno, 3 adempimenti al giorno. Cioè questa è la burocrazia. Quanto ci costa questa burocrazia? Ci costa 12.400 euro su 19.700 euro, cioè il 63%. L'apparato burocratico che attanaglia la Sardegna, che blocca la Sardegna, costa al PIL di ogni cittadino il 63%. E come possiamo camminare con una situazione di questo tipo? Quando io incasso, cioè lui fa l'elettricista, fa un lavoro, gli danno 100 euro, di quei 100 euro 63 euro sono già allo Stato, tra IVA, 21%, poi c'è l'IRPEF che sarà almeno già sul 35-32%, poi c'è l'INPS, poi c'è tassa l'IRPEF regionale, poi c'è insomma una serie che poi stanno arrivando quelle nuove di tasse. Adesso ci sarà la nuova tassa che verrà a costare 800 euro a famiglia e 3.000 euro all'azienda. Quindi stiamo andando verso il tracollo, la marginalità. La impresa diventerà più marginale, poi uscirà, sopravviverà un po' in nero e poi tracolerà, andrà nella miseria. 700.000 sardi quindi saranno spostati sotto la soglia di povertà. Bene, noi siamo gli anticorpi di questo processo disastroso.